Posti di blocco lungo le strade, scuole chiuse in alcuni comuni bellunesi, allerta maltempo in Veneto per la pioggia in pianura e la neve in montagna, attivata la macchina della Protezione Civile regionale. Reddito di cittadinanza, l'intervento dell'assessore regionale al lavoro, navigatori inutili se selezionati a Roma non conoscono il territorio, intanto la regione vara un piano di contrasto alla povertà. Ancora violenze sui mezzi pubblici a Padova, nel mirino stavolta un controllore donna, il sindacato in polemica chiede a Bus Italia di fornire ai dipendenti delle guardie del corpo. 250 gazebo nel weekend organizzati dalla Lega in tutto il Veneto, una raccolta firme al grido di non mollare per sostenere il ministro dell'Interno a rischio processo per il caso Diciotti. Nel giorno in cui si presentano le iniziative del giorno del ricordo sulle foibe, l'Ampi di Venezia fa scoppiare la polemica: non proiettate nelle scuole il film su Norma Cossetto. Un test antidroga per chi viene eletto nelle istituzioni, a proporlo con una mozione presentata in Consiglio regionale è il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Archiviate le polemiche in questi giorni con Treviso, Marco Goldin sbarca a Padova per presentare le 2 mostre evento nel 2020-2021. Si parte con Van Gogh, si prosegue con I cieli da Canaletto a Monet. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano l'allerta meteo, posti di blocco lungo le strade, scuole chiuse in alcuni comuni del Bellunese. Di nuovo allerta maltempo in Veneto per la pioggia in pianura e per la neve in montagna. Attiva da questa mattina la macchina della Protezione Civile regionale che sta monitorando il rischio valanghe. Ma sentiamo subito i dettagli nel primo servizio. I quantitativi non sono tali da ingenerare particolari preoccupazioni. È comunque un territorio che è fragile perché è stato appunto duramente colpito da questi eventi, per cui la nostra attenzione rimane comunque alta. I bollettini valanghe indicano un grado di rischio da elevato a forte da oggi e per i prossimi giorni. La montagna veneta resta col fiato sospeso per la nuova ondata di maltempo che sta portando nevicate abbondanti in quota, più moderate nelle valli, gonfiate dai venti di scirocco. Nelle ultime ore le previsioni hanno dilatato nel tempo gli effetti della Big Snow, che stavolta si accumula su un terreno reso ancor più fragile dagli schianti provocati dall'uragano di fine ottobre. Questo fenomeno viene monitorato costantemente anche attraverso degli osservatori che vanno a misurare la neve in determinati punti, campi neve, proprio per capire l'evoluzione del fenomeno. Da stamattina a Marghera è stata attivata la sala operativa di coordinamento regionale in emergenza. La disponibilità richiesta è H24, mentre in contemporanea il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile organizza riunioni nelle prefetture di Belluno e di Vicenza per esaminare la situazione e fronteggiare eventuali criticità. Il problema principale potrebbe essere quello legato alle viabilità eventualmente. Per quanto riguarda le aree che sono state individuate come aree a potenziale rischio, l'unico consiglio è quello di tenersi informati attraverso le amministrazioni comunali su eventuali appunto disposizioni particolari. In pianura piove, ma il rischio idrogeologico al momento è di livello giallo solo per i bacini dell'Alto Piave e della Pedemontana fra Belluno e Treviso. I venti di scirocco stanno creando condizioni favorevoli all'acqua alta Venezia. Da stasera alle 23 fino alle 9 di domani mattina il livello sul medio mare oscillerà fra i 120 e i 110 centimetri. E per un aggiornamento sulla situazione in montagna abbiamo in collegamento telefonico il prefetto di Belluno Francesco Esposito. Buonasera eccellenza, buonasera. Com'è? Buonasera, ma non mi chiami eccellenza, semplicemente prefetto. Buonasera. Grazie. Prefetto, com'è dunque la situazione aggiornata questa sera? Sì, la situazione è questa: la provincia di Belluno è interessata da stamattina da una perturbazione che ovviamente sta portando delle precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Nelle prossime ore il tempo sarà comunque fortemente perturbato con fenomeni diffusi su tutta la provincia, ma con un limite delle nevicate che sarà in sensibile rialzo sia sulle prealpi, perché arriveremo a 1700-1800 metri, e anche sulle valli dolomitiche 1100-1400 metri. La situazione della viabilità al momento non desta alcuna preoccupazione, non ci sono particolari criticità, però ciò non di meno abbiamo attivato fin da subito il piano neve e quindi ci sono i servizi di filtraggio tra le forze di polizia in collaborazione con ANAS per bloccare i mezzi che sono
sono sprovvisti di catene o gomme da neve, e a tal proposito io vorrei raccomandare a tutti coloro che si mettono in viaggio di dotarsi di catene o gomme da neve, di verificare che siano perfettamente funzionanti ed efficienti. Dalla serata di oggi ci sarà la chiusura dei passi dolomitici da parte di Veneto Strade, il Valparola, il Passo Pordoi, Falzarico, Rozzo, Passo Giao, Fedaia e comunque ci sarà un monitoraggio continuo, perché qui c'è convocazione permanente l'unità di crisi e la sala operativa che resterà fino a domani sera, quindi anche di notte. Per quanto riguarda l'energia elettrica non si registra alcuna criticità. Per quanto riguarda invece il rischio valanghivo, da domani partono i monitoraggi sulla consistenza del manto nevoso per tenere sotto stretta osservazione quei punti che sono a maggior rischio. Questo è un po' il quadro della situazione che continueremo a seguire nelle prossime ore con grande attenzione. Sono in contatto con buona parte dei sindaci. Al momento gli apporti nevosi maggiori vanno tra i 30 e i 40 centimetri nei punti più alti della provincia. Ecco, grazie mille, grazie al prefetto Francesco Esposito per questo aggiornamento sulla situazione in provincia di Belluno. Grazie, buona serata. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi nel corso delle prossime edizioni dei nostri notiziari, tenendo appunto monitorata questa nuova allerta meteo che sta interessando il territorio veneto. Fortunatamente l'abbiamo sentito senza in questo momento almeno criticità particolari. Ma proseguiamo parlando del tempo, perché sentiamo nel prossimo servizio con il nostro esperto nel dettaglio le previsioni per questo weekend. L'attore principale in queste ultime ore, un po' su tutta la nostra area, ma su un'area addirittura più imponente e più ampia che è quasi tutta l'Europa centrale, gran parte della nostra penisola, è una depressione, una circolazione ciclonica che ormai, come dicevamo, la fa da padrone. Cosa succede? Con questa circolazione dà vita a sistemi perturbati, richiama sistemi perturbati dall'Atlantico, li amplifica, li nutre addirittura e li indirizza su di noi. Quindi è presto detto un fine settimana all'insegna del tempo perturbato, un vero fine settimana a carattere invernale, se non altro per le precipitazioni. Quindi per domani sabato cielo coperto per tutta la giornata, piogge diffuse che con il passare delle ore diventeranno sempre più abbondanti, quindi il caduto, il precipitato saranno di diversi millimetri, quindi può destare anche qualche preoccupazione. Per domenica inizialmente ancora queste piogge diffuse per le prime ore, poi avremo un'attenuazione, avremo delle piogge a carattere intermittente, ma che comunque ci accompagneranno per gran parte del resto della giornata. Notizia positiva, da lunedì avremo un miglioramento sensibile, quindi tempo stabile per gran parte della settimana. Con questa situazione i venti sono moderati, con rinforzi anche intensi dai quadranti settentrionali, le temperature, aria umida, quindi le minime nettamente al di sopra dello 0, 6, 7 gradi e le massime proprio per effetto dell'aria umida, nonostante, ripeto, il cielo coperto, raggiungeranno i 9-10 gradi. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, proseguiamo parlando di reddito di cittadinanza, perché è di queste ore l'intervento dell'assessore regionale Elena Donazzan. Le regioni in generale sono contrarie ad accelerazioni sulla selezione dei navigator, dice Elena Donazzan. Come Veneto dico anche che non ci servono se vengono selezionati da Roma e non conoscono il territorio. Se si tratta di tutor che accompagnano alla ricerca di occupazione, ha aggiunto l'assessore regionale al lavoro, devono conoscere il territorio, ma se si tratta di figure svincolate sono destinate al fallimento. Alla riunione odierna Regioni Ministero i tecnici non hanno mandato perché l'input è politico, ha puntualizzato Donazzan, sottolineando infine che noi siamo invece interessati, e lo diremo lunedì in Commissione Lavoro, ad accelerare il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego, quelle 4.000 persone, ha concluso l'assessore, che dovranno essere selezionate dalle regioni.
Una nuova crisi come quella del 2000 sarebbe all'orizzonte secondo i sindacati, che temono per il futuro dell'economia veneta, particolarmente colpita dalla sfavorevole congiuntura internazionale. Sentiamo. Le ore di cassa integrazione nell'ultimo trimestre del 2018 sono tornate a crescere in Veneto per la prima volta da anni. La recessione certificata dagli ultimi dati Istat non è stata una sorpresa per i segretari dei 3 sindacati confederali. Veneto Lavoro ci dice che l'ultimo trimestre del 2018 in Veneto abbiamo perso 60.000 posti di lavoro. Quindi ci sono tutti gli avvertimenti e i segnali per capire che andiamo verso un momento, una stagione di grandi difficoltà. Una crisi che secondo le previsioni di CGIL e Cisle Will in Veneto colpirà più duramente che altrove, vista la particolare esposizione della nostra economia alla congiuntura internazionale. Noi siamo preoccupati per quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché il rallentamento internazionale peserà sull'export e noi siamo una regione manifatturiera, quindi rischiamo che anche il rallentamento tedesco vada a influire sulla nostra capacità delle nostre imprese di esportare. L'economia veneta, sostengono i sindacati, non potrà essere risollevata da provvedimenti come il reddito di cittadinanza o quota 100. L'unica leva utile a invertire la tendenza sarebbe sostenere il lavoro con un piano di investimenti pubblici, a partire da infrastrutture come l'alta velocità Brescia-Padova. Mancano gli investimenti per far sì che ci sia una ripresa nel nostro Paese, mancano gli investimenti sulle opere pubbliche, c'è confusione all'interno del governo, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, lo scontro che sta avvenendo poi a livello europeo non aiuterà senz'altro il nostro Paese. Richieste che i sindacati porteranno a Roma nella manifestazione nazionale del 9 febbraio. Ed intanto la Regione del Veneto vara il piano regionale destinato al contrasto della povertà. Sentiamo. La Giunta regionale ha approvato un programma triennale previsto dalla legislazione nazionale per ridurre le cause dell'impoverimento e aiutare le persone a uscire da condizioni di marginalità ed esclusione sociale. La povertà in Veneto è in aumento anche se a livelli inferiori rispetto alla media nazionale. La povertà in Veneto è sicuramente con un dato inferiore rispetto alla media nazionale, però abbiamo visto che negli ultimi anni è in aumento, quindi sicuramente anche il Veneto sta affrontando una fase di criticità. La povertà in Veneto si attesta attorno al 6% circa, quindi coinvolge circa 800.000 persone venete. Un dato preoccupante che la Regione Veneto ha intenzione di affrontare in sinergia con i comuni del territorio, istituzioni, associazioni, assistenti sociali e volontariato. Solo in questo modo nella Regione si potrà avere un modello di lavoro integrato in grado di creare un approccio omogeneo in tutto il territorio con l'obiettivo di accrescere solidarietà e percorsi di inclusione sociale, evitando sovrapposizione, doppioni o interventi frammentari. Un approccio multidisciplinare in cui sociale, sanità, lavoro, formazione, edilizia abitativa, insomma dialogano insieme e cercano quindi di dare delle risposte. Per aiutare gli oltre 800.000 residenti che versano in situazione di difficoltà, spiega l'assessore Lanzarin. Già dal 2013 in Regione abbiamo sperimentato il reddito di inclusione attiva, misura di accompagnamento e di inserimento che abbina l'assegno di sostegno a percorsi personalizzati di aiuto. Interessanti poi i dati più recenti e quanti sono stati percettori del reddito di inclusione, e in Veneto gli ultimi dati rilasciati ieri dal rapporto dell'osservatorio dell'INPS arrivano a oltre 10.000 nuclei familiari per oltre 28.000 persone, che corrispondono più o meno allo 0,5% della popolazione in Veneto. La Regione Veneto ha il 6,1% della popolazione in questa condizione, che è la metà di quello nazionale, essendo il Veneto comunque una regione piuttosto ricca, insomma, però anche delle sacche di povertà. È in crescita, perché la povertà, gli effetti delle crisi economiche, della recessione si vedono a distanza di anni sulle famiglie, quindi è in crescita ed è quindi anche per quello che si sta facendo alcune delle misure di sostegno. La cronaca, ora andiamo a Padova, dove un'erboristeria è stata rapinata per la seconda volta in meno di 2 mesi. Sentiamo. Ora all'erboristeria Ofelia di via Petrarca, all'angolo con piazza Mazzini, si entra bussando e aspettando che la titolare apra la porta dall'interno. Come dal gioielliere, ma dopo 2 rapine in 2 mesi, commesse sempre dallo stesso uomo, la proprietaria non ha scelta. L'ultimo assalto mercoledì pomeriggio.
Questo signore è entrato, io ero di là nello studio e mi ha chiamata di qua in erboristeria e mi ha chiesto di dargli i soldi della cassa. All'inizio credevo stesse scherzando perché proprio non me l'aspettavo, poi invece ho visto il coltello e ho capito che non stava scherzando. Vabbè, mi ha invitato ad andare alla cassa, si è preso i soldi della cassa e poi mi ha chiesto di andare nello studio, di chiudermi a chiave, di dargli il cellulare perché voleva spaccarmelo. È uscito e ho chiamato la polizia, ero un pochino agitata, non spaventata perché l'ho visto bene negli occhi e secondo me mi ha dato l'impressione che non volesse farmi del male. Una rapina il 9 dicembre, la seconda il 31 gennaio, bottino totale, poche centinaia di euro. La Torresing ha dovuto mettere una barriera tra sé e i clienti, ma si dice sconcertata da come non si trovi soluzione alla microcriminalità. Siamo impotenti di fronte a delle cose, a dei fatti che di per sé non sono poi così gravi, perché questo signore non è che non mi ha né fatto del male né mi ha portato via cifre esagerate, però non riusciamo a risolvere un problema che dovrebbe essere invece risolto. Quest'uomo è un italiano che ha bisogno di pochi euro per vivere e in giro ce ne sono altri. Questo mi fa pensare, prosegue l'erborista. Intanto, in un piccolo portico del centro storico, di fronte a Palazzo Maldura, forse poco o male illuminato, qualcuno se ne approfitta. Credo sarebbe necessario che al di fuori del mio negozio ci fossero delle telecamere comunali, non so come, e anche una maggiore illuminazione e che ci fosse più passaggio di polizia e carabinieri. Restiamo a Padova dove ci sono state 2 aggressioni a danni di controllori di bus e tram. Sentiamo. 2 controllori Bus Italia aggrediti in 24 ore. Mercoledì alla fermata Borgomagno del tram una ragazza nigeriana ha fratturato una falange di una mano a un verificatore che le aveva chiesto il biglietto. Giovedì pomeriggio a ruoli invertiti è toccato a una addetta al controllo di biglietti e abbonamenti finire spintonata a terra da un giovane di colore alla fermata del Dazio in via Tiziano Aspetti. Il ragazzo è fuggito a piedi dietro le poste, la verificatrice è finita al pronto soccorso. I sindacati accusano Bus Italia di non fare nulla per la sicurezza dei lavoratori di questo difficile comparto e invocano un tavolo istituzionale che adotti misure drastiche per proteggerli. Il questore e il prefetto insieme all'azienda e al sindacato si devono mettere d'accordo per trovare il sistema di scortare i lavoratori e che gli stessi possano lavorare in sicurezza, perché è un obbligo di legge, è un obbligo del diritto del lavoro, è un obbligo sulla sicurezza questo. Controllori con le guardie del corpo e da subito, prosegue Rosa. Sarebbe stato meglio pensarci prima che le aggressioni diventassero quotidiane. Delle proposte ci sono, che possono essere delle guardie giurate o comunque un servizio di controllo a tutela appunto dei lavoratori, dei controllori, ma anche dei cittadini stessi. Noi abbiamo chiesto più volte all'azienda che ci dia delle risposte a riguardo e assolutamente non si fa sentire. Saranno quasi 250 i gazebo della Lega allestiti in tutto il territorio regionale ai quali sono stati invitati gli appartenenti del movimento ma anche tutta la cittadinanza per firmare la petizione Salvini non mollare. Chiama la militanza, il segretario nazionale della Liga Veneta Gianantonio Darè, ribadendo che la Lega scende in piazza compatta a sostegno del Ministro dell'Interno. Domani e domenica nelle principali piazze del Veneto, da Belluno a Rovigo, saranno presenti quasi 250 gazebo appunto per la raccolta firme a sostegno del Ministro dell'Interno, che ora rischia il processo per il caso Diciotti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Una mozione in Consiglio regionale per promuovere il test antidroga di chi viene eletto nelle istituzioni. A lanciarla è il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Ecco il video che ci ha mandato. Fratelli d'Italia si è sempre schierata convintamente contro tutte le droghe, non facendo mai distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, perché tutte le droghe sono nocive per la salute delle persone.
Coerentemente con le nostre convinzioni abbiamo presentato in Consiglio regionale del Veneto una mozione per chiedere a tutti gli amministratori a tutti i livelli, iniziando dal Consiglio regionale del Veneto e dalla Giunta regionale, di sottoporsi volontariamente a un test antidroga per permettere ai cittadini di sapere se chi li amministra lo fa in modo lucido o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ed è stato presentato in Comune a Venezia il calendario delle iniziative legate al giorno del ricordo dedicato alla tragedia delle foibe e non sono mancate le polemiche. Dopo l'uscita apertamente negazionista dell'Ampi di Rovigo sulla tragedia delle foibe, l'associazione Partigiani non manca di dire la sua anche a Venezia. Per Gianluigi Placella, presidente della sezione Sette Martiri, l'episodio storico non va negato ma contestualizzato. Per questo l'invito è ad annullare le proiezioni per le scuole del film Red Land Rosso Istria, organizzate dal Comune in occasione del giorno del ricordo. La pellicola racconta la storia di Norma Cossetto, studentessa italiana stuprata e uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Il pericolo è che quando si decontestualizza, cioè quando si fissa con un flash un'immagine di un momento storico, si possono trascurare tutti i precedenti che spesso sono causa delle conseguenze successive del futuro. Purtroppo ogni anno siamo abituati a sentire uscite poco corrette su questa tragedia, arrivata il presidente dell'Associazione degli Esuli, Alessandro Cook. Invito tutti a ignorarle e andare a vedere questo film. Per la prima volta, dal punto di vista visivo, in una scena, si vede l'infoibamento, cioè si vedono le persone che vengono gettate nelle foibe, qualcosa che abbiamo sempre sentito raccontare, abbiamo visto dei diagrammi, dei disegni, in una scena, devo dire, fatta molto bene, con grande efficacia e con grande veridicità, si vedono le persone che tragicamente vengono infoibate. Diffondere la memoria delle foibe, come quella della Shoah, è un nostro dovere civico, scandiscono invece dall'amministrazione comunale. Mi tengo distante da qualsiasi polemica, però io credo che negare o oscurare fatti accaduti sia un modo sbagliato e errato di far memoria. È il nostro compito, è una responsabilità civile anche di fronte a dei rigurgiti di negazionismo a cui abbiamo assistito in questi giorni, ricordare perché le giovani generazioni capiscano, perché ormai non ci sono quasi più i testimoni in vita. Parliamo ora di arte e cultura perché è stata presentata a Padova questa mattina la nuova stagione delle grandi mostre che vede l'arrivo in città del curatore Marco Goldin. Sentiamo. Una grande stagione d'arte per accompagnare Padova nel suo percorso di candidatura italiana UNESCO per il 2020. Sotto questi auspici è stato annunciato in pompa magna il progetto Padova la meraviglia del colore, che vede l'inizio della collaborazione tra l'assessorato alla cultura con il curatore trevigiano Marco Goldin. Protagonisti i dipinti prima di Van Gogh e poi la suggestione dei cieli. Un progetto dedicato al colore per agganciarsi nel modo migliore possibile al tema dell'Urbs Picta e quindi al tema del colore, naturalmente declinato questo tema del colore nel mio campo, che è la pittura dell'8 e del Novecento. La location delle mostre sarà il Centro Culturale San Gaetano, si comincerà il 10 ottobre 2020 con Van Gogh, filo conduttore sarà il colore analizzato anche dal punto di vista tecnologico. L'alternanza di sala in sala, di sale appunto nelle quali verranno esposti dipinti e disegni e sale nelle quali verranno invece evidenziate immagini dei luoghi, studi e ricerche appunto sul colore. Unire insomma tecnologia e poesia è quello che vorrei fare, e anche nella seconda mostra, quella dedicata al tema del cielo, che è una mostra proprio pensata specificatamente per Padova. La storia dei cieli da Canaletto a Monet arriverà invece ad ottobre 2021, un percorso che avrà come punto di partenza Giotto e Galileo e che vuole continuare il successo delle precedenti mostre organizzate a Treviso, Brescia, Genova e Vicenza, che hanno richiamato oltre 2,5 milioni di persone. Goldin, con Linee d'ombra, approda a Padova dopo un divorzio con la città di Treviso che non è stato facile. La Guardia di Finanza infatti ha acquisito i documenti relativi alle esposizioni dedicate agli impressionisti e allo scultore Augusto Rodin. Nel mirino degli investigatori gli accordi in base ai quali la sede di Santa Caterina era stata messa a disposizione dell'amministrazione comunale, all'epoca guidata dal sindaco Giovanni Manildo e oggi presente a Padova. Noi abbiamo fatto le cose nel modo giusto e dovuto, per cui non
non mi pare che ci sia da fare polemica su questa cosa qua. Se c'è qualcosa che qualcuno ha fatto, non noi certamente, che non andava bene, verrà segnalato. Ma... Uno sguardo alla nostra programmazione, 20:10 subito dopo i TG. Questa sera parleremo di sicurezza con Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che ha creato una vera e propria rete per autofinanziare guardie private nel controllo delle vie e delle case. E poi alle 21:15, come ogni venerdì, torna 40, la trasmissione che ripercorre i 40 anni di Antenna 3 attraverso le immagini dei nostri archivi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato all'insegna del maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo infatti si presenterà molto nuvoloso con piogge frequenti e localmente anche di moderata intensità. Non si escludono locali nevicate a quote collinari. Temperature minime comprese tra i 4 e i 9 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e i 12 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il maltempo intenso riguarderà anche la nostra regione. Le precipitazioni infatti risulteranno piuttosto diffuse un po' su tutte le province, con abbondanti nevicate sulle aree alpine. Temperature minime comprese tra i 9 e i 10 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge e con nevicate, localmente anche abbondanti, meno sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.